Benvenuti dietro le quinte in questa puntata per il Garda Jazz Festival in musica nudi all'Hotel Forte Charme di Nago Torbole, Trilog Gurto e gli Orchestring Quartet al Castello di Arco. Garda Jazz Festival, questa sera un appuntamento particolare, jazz caffè molto informale, e siamo qui con gli ospiti di questa sera che sono in musica nudi. Come nasce questa idea? Questa idea nasce dalla formazione veramente, nel senso che volevamo proporre un repertorio jazz, cosa che tra l'altro ultimamente sta succedendo un po' più frequentemente, rendendoci proprio all'essenza, riducendoci all'essenza, quindi contrabbassista, cantante, abbiamo detto perché non provare a mettere insieme un repertorio con questa formazione. Il nome è inevitabile proprio perché riecheggia molto chiaramente il celebre duo contrabbasso e voce che si chiama Musica Nuda, e visto che noi siamo dei simpaticoni abbiamo pensato di fare questo gioco di parole. E adesso parliamo in particolare del programma di questa sera. Che cosa ascolteremo? Il repertorio nostro spazia dai brani che più piacciono a noi due, insomma, che più abbiamo suonato insieme. Passano dagli standard della canzone americana, il songbook, il famoso songbook americano, brani sia celebri che anche meno celebri, che comunque a noi due piacciono molto suonare e ci divertiamo insieme. È proprio un dialogo tra due persone, e il cercarsi, ritrovarsi e provare a dire qualcosa insieme. E a questo proposito, qual è il segreto per far funzionare un duo d'eccezione? Siamo un duo d'eccezione. Dar sempre retta alla cantante, perché sennò... Eccolo. Le cantanti hanno sempre ragione, non si può dire niente qua, fare tutto quello che dice la cantante. Adesso parliamo del brano che preferite di più e di quello che emoziona sempre il pubblico. Personalmente direi che forse c'è un po' di differenza proprio a livello espressivo, nel senso che dal momento che io canto prediligo i brani che hanno sia un contenuto linguistico di un certo tipo, che magari non è la prima cosa che cerca lui, magari mi sbaglio, in effetti non lo so, però mi piace quando sto cantando delle frasi proprio che dico sto dicendo delle cose di spessore, che dal punto di vista melodico per me, quindi cose che ritengo belle da cantare. Nello specifico uno dei brani che mi vengono in mente di questa sera sarà That There, che è un brano per me molto divertente. Dal punto di vista musicale devo dire che non ho preso l'esempio migliore dal punto di vista del testo. A me invece dipende dalla serata, ci sono delle serate dove magari penso che un brano non mi piace, dopo la fine l'esecuzione è quella che mi piace di più, dove magari dipende dal pubblico, perché sai, quando fai un duo così intimo e particolare c'è bisogno anche dell'elemento esterno, che è la gente che ti circonda, quella ti dà la spinta giusta, ti dà la creatività, anche solo un paesaggio del genere ti ispira a creare qualcosa di diverso. Perciò questa sera non saprei dirtelo, te lo dirò a fine serata, verrò e ti dirò qual è stato il brano che mi è piaciuto di più. Giocando un po' sul nome più che evocativo, Musica Nudi propone un'insolita formazione jazz capace di incuriosire, sorprendere e incantare gli ascoltatori. L'assenza di strumenti armonici esalta la voce di Dami Dell'Antonio, che si intreccia e si contrappone elegantemente con le sfumature melodiche del contrabbasso di Giordano Grossi, creando inedite atmosfere intime e coinvolgenti. Con anni di esperienza sulle spalle in diverse formazioni, questo duo porta una fresca reinterpretazione dei brani jazz più amati in un viaggio musicale in cui ogni singola nota assume l'importanza e novità. Parliamo di creatività. Immaginate di dover commentare con la vostra musica un film. Che pellicola cinematografica è? Sicuramente un film muto, sarà banale, ma forse proprio perché è muto c'è libertà di poter mettere e provare a suonare e creare la musica che più ci vuole anche al momento. Però sicuramente un film in bianco e nero e muto. Io pensavo al bianco e nero, esatto, non lo so, ho in mente le scene, ma sono cliché veramente, perché sono quelle che si associano al jazz, quindi locali dove la gente fuma e c'è qualcuno che sta cantando davanti a una tenda di velluto e si sentono però i bicchieri che tintinnano. Molto impregnata la tenda di velluto, si fumava ancora nei locali. Regna di contenuti. Adesso parliamo di un sogno artistico che voi avete. Che cosa vi piacerebbe realizzare?
suoniamo da tantissimi anni ormai insieme, ma anche con diversi gruppi e tantissime persone. Io ho iniziato a suonare a 13 anni, ne ho 47, perciò insomma è un bel po' di anni che suono in giro. Il sogno è sempre quello di farsi conoscere, ma più che altro farsi conoscere come persona e far conoscere la propria musica. E noi questa sera suoniamo brani non originali, ma comunque sia io che la Damiana scriviamo brani originali. È la cosa più difficile, riuscire a uscire e far conoscere la propria musica. Ecco, il mio sogno nel cassetto è non diventare nessuno, ma che la mia musica sia ascoltata da più persone possibili. Io sono in una fase ancora esplorativa in cui vorrei viaggiare un po' di più. Ho la fortuna di girare abbastanza in zone più o meno queste, insomma Nord Italia. Mi piacerebbe anche provare a spostarmi un po' all'estero, magari riuscire a muovermi ancora un po' di più. Però effettivamente sono d'accordissimo con quello che dice Giordano, l'idea di portare in giro la propria musica è molto bella, mi piacerebbe realizzarla. Grazie mille di essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Saluto tutto il pubblico di Dietro le Quinte e gli auguro di ascoltare più musica, musica bella, musica buona e soprattutto la musica particolare, underground, quella sottoterra, quella che non si ascolta sempre, ma si va alla ricerca di questa musica particolare. Cercate, siate curiosi nel cercare questa musica. Ciao pubblico di Dietro le Quinte, grazie per lo spazio che ci avete dedicato e mi associo al mio compagno di musica, siate curiosi, cercate e seguite, soprattutto in posticini come quello in cui ci troviamo oggi, che spero offra bella musica e sicuramente un gran bel panorama. Dopo il grande successo dell'album Archeologi, Trilok Gurto, l'italiano Orchestring Quartet, tornano con un nuovo progetto, un punto d'incontro tra due culture distanti tra loro geograficamente, ma entrambe molto antiche, due tradizioni musicali che pur provenendo da molto lontano sanno unirsi in un linguaggio nuovo. La straordinaria varietà e vivacità ritmica del più famoso, carismatico percussionista al mondo si fonde con il suono del quartetto d'archi classico completamente rivisitato dall'Orchestring Quartet. Garda Jazz Festival, questa sera un appuntamento veramente speciale perché noi fondiamo due culture in un progetto originale. Abbiamo qui Trilok Gurto. Innanzitutto benvenuto e che cosa ne pensi della musica jazz in Italia? Uno che suona jazz non viene tante gente, giovani mai, tutti vecchietti, allora io sono moderno, io fai musica adesso, non cosa ho fatto 50 anni fa. Sono molto contento che io sono con Arche, facciamo nostra musica, perché bisogna copiare America? Perché? È vero. Musica jazz non nato in America, finisci in America, ma non nato, finisci là. Parliamo di questo progetto originale perché ci sono questi archi che si fondono con le percussioni. Come è nata questa idea? Da una collaborazione che abbiamo avuto 20 anni fa con Trilok e Trilok ci ha sentiti e niente, ci ha chiamati, ha voluto fare un progetto insieme e abbiamo creato questo connubio particolare con gli archi, le percussioni, archi che provengono da uno stile classico, però con diversi stili anche un po' fusion, jazz, world music. Parliamo del pezzo che coinvolge il pubblico ogni sera, qual è? Il bis, quando poi lui si sposta davanti sul cajon, che è quello strumento di origine spagnola, iberica, quindi un po' più vicino al pubblico, più libero di muoversi, coinvolge il pubblico, noi diamo manforte, quindi quello direi che è proprio la summa, il punto d'arrivo. Però è musica molto coinvolgente, anche perché credo, poi dimmi se è vero, è molto legata alla musica popolare. Africa e India, che cosa c'è di particolare? Per noi è tempio. Bisogna stare che gente viene e ascolta buona musica, buona sound. Non come jazz, due microfoni, va via come in jazz club, no. Non è la nostra cultura, noi mangiamo anche diverso. Sì, allora portiamo questo per la gente, che è la nostra cultura, che non rischiamo, crediamo che è per noi, anche e per io, è cosa giusta per il pubblico, che è molto diverso.
non rischio, noi credi che è buono, quando è buono per noi è buono per il pubblico. Facciamo una domanda creativa. Se doveste abbinare un piatto culinario al vostro tipo di progetto, che quindi unisce queste due culture, che tipo di piatto sarebbe? Vino posso dire. Che tipo di vino sarebbe? Valentini, conosci Valentini? Bucci? Bianco fantastico. Dopo andiamo di Barolo, dopo andiamo di Friuli, di Orange Wine e tutto. Dopo finisciamo in India con acqua. Che cosa si aspetta il pubblico in questo tipo di progetti? È importante oggi rinnovare con la musica? Oppure no? Noi vediamo sempre le stesse cose certe volte nei programmi, anche nelle stagioni. Questo tipo di progetto è innovativo. Quanto è importante oggi mettere insieme botteghino e pubblico? È importante avere una proposta che sia originale il più possibile, però nello stesso tempo deve attirare l'attenzione e comunicare comunque qualcosa al pubblico, anche se è una cosa originale che magari la gente conosce poco, perché non è musica, diciamo, pop, non è popolare, capito? E deve comunque coinvolgere e attirare appunto in questo senso il pubblico, anche se musica non è originale. Noi cerchiamo di trasmettere il più possibile per poter colpire nel segno. Diamo un consiglio ai giovani: che cosa bisogna fare oggi per fare della buona musica? Io considero un po' pazzi i giovani che iniziano a studiare musica adesso, cioè devono avere una passione incredibile. Devono avere una passione incredibile perché è difficile, più difficile ancora adesso di qualche anno fa, poi lavorarci e farci una professione. Ci vuole innanzitutto, senza passione non si va da nessuna parte, e poi bisogna avere anche molta costanza, perché è un percorso lungo, a volte faticoso, e quindi bisogna avere la capacità, che ahimè vedo un po' in calo nei giovani come capacità media, no? Però vedo i ragazzi in gamba ce n'è sempre comunque, per fortuna, e perché bisogna tirare proprio avanti, tenere duro, diciamo così. Un consiglio per i giovani: che cosa devono fare per fare musica? E credere in sua anima, cosa dice, no talento viene dopo. Prima credi che vuoi fare questo anche quando non c'è soldi. Credi che io vuoi essere un buon musicista, musica per anima. E lasciare tutti queste agenzie e manager che dicono fai così, no, fai così come vuoi, e non troppo Google e YouTube. Grazie mille di essere stati con noi. Adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Grazie Garda Jazz per Trilo Gurtu e Arche, facciamo qualcosa molto divertente, e grazie a Roberto per credere che noi possa suonare ancora. Ringrazio Roberto per l'invito fantastico in questo bellissimo festival. Sono Carlo Cantini, il violinista con Triloc e gli Arche. Vi auguro una bellissima serata e un buon concerto. È meraviglioso essere qui questa sera, in questo un posto meraviglioso con gli Arche, con Trilo Gurtu soprattutto. Io sono Stefano Dall'Ora, suono il basso e saluto tutto il pubblico di Dietro le Quinte. Garda Jazz Festival, ne parliamo subito col direttore artistico. Qual è la novità di quest'anno? Come sempre Garda Jazz Festival ha uno spot, e quest'anno lo spot è Be Curious. Vogliamo che tutte le persone, specialmente i giovani, l'invito è proprio per i nuovi giovani, si approccino alla musica con grande voglia di scoprire le cose inedite, le cose nuove, soprattutto la musica suonata dal vivo. Garda Jazz Festival vuole offrire questo, ovviamente non solo ai giovani, tutti sono benvenuti. Parliamo dell'appuntamento di questa sera. Siamo arrivati quasi in conclusione, sono state 2 settimane estremamente intense, abbiamo avuto degli appuntamenti bellissimi, dal Castello di Arco, insomma, a Torbole sul Garda, insomma, tanta emozione, tanta buona musica, tanta gente entusiasta. Siamo al Palazzo dei Congressi, una cantante giovane, Oliva Trummer, ma dalla voce fantastica, che ha avuto riconoscimenti in tutta Europa proprio per la sua spiccata creatività. Ha un background anche classico, ma si muove bene anche sulle canzoni, e quindi è un progetto estremamente interessante per il quale siamo estremamente curiosi. Abbiamo la certezza però che è accompagnata da 2 colonne del jazz, Angelucci, Bonaccorso, con l'ospite speciale Fabrizio Bosso. Insomma, è una garanzia, siamo tutti estremamente curiosi. E adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte.
Un saluto dietro le quinte, grazie a Teresa che ci dà questa opportunità di far conoscere a tutti il festival che abbiamo ormai da 24 anni qui sull'Alto Garda, location splendide e tanta buona musica, arrivederci a presto. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.